La parola a Mariano Ferro. Troppo pochi 3 minuti. Vabbè. No, ne voglio anche di meno. Voglio partire dall'intervento che forse non c'è, però, il sindaco di Catania. Presidente Lombardo, lei appoggia la giunta del sindaco di Catania perché avete fatto della politica, giustamente, qualcosa che va oltre i rapporti dei partiti. Al sindaco Stanganelli voglio dire questo. Mi perdoni, signor sindaco, lei appoggia il PDL e quindi la politica del presidente Berlusconi, il quale ha dato la golden share di questo governo al signor Bossi, presidente. Se è così, quello che penso io non voglio rovinare la festa a nessuno, voglio essere più realista. Il PDL ci ha portato ad essere abbandonati in Italia da tutti. Il movimento dei forconi nasce per svegliare la Sicilia, Presidente, noi la guardiamo con attenzione. Noi abbiamo fatto un'alleanza con i pastori sardi perché l'agricoltura ormai è al macero. Io voglio ricordare a tutti i signori di questa sala che fuori da qui c'è una Sicilia, un meridione d'Italia che sta affondando, Non siamo alle riunioni del PDL, non ci andiamo alle riunioni del PDL. Veniamo qui perché stiamo guardando con attenzione a Raffaele Lombardo. Ma Presidente, le chiediamo una cosa, siate più concreti e questa battaglia che vuole fare lei, scegliamoci gli uomini, perché gli uomini che appoggiano Berlusconi, Presidente, vanno emarginati, non ci interessano più e non perché siamo di sinistra, perché non abbiamo nemmeno la speranza di un centro-sinistra che voglia cambiare l'Italia. L'Italia non va cambiata. L'Italia è da rifare, Presidente, l'Italia è da rifare a partire dai comuni. L'Italia è una barca che ormai ha troppe falle, l'Italia va rifatta totalmente. Presidente, se su questa strada ci possiamo incontrare, noi siamo qui, siamo stati invitati, la seguiamo con attenzione e su questa strada ci incontreremo. Se non è così, Presidente, noi cambiamo strada, ne facciamo un'altra, perché con questi uomini che fanno parte del sistema e che ci hanno portato in ginocchio non intendiamo più collaborare. Vogliamo rompere il sistema e siamo qui per questo. Auguri e buon lavoro. Grazie.